Parco Fornaci, un nostro telespettatore ci invia queste foto che testimoniano il degrado della zona. Noi, come sempre, diamo voce e spazio ai cittadini e trasmettiamo. Ecco un varco aperto nella rete tra l'erba alta. Shh, parliamo piano e non disturbiamo, c'è qualcuno che dorme sulla panchina. Ovviamente questo non è un dormitorio per i vagabondi, ma un parco dove i bambini devono venire a giocare e magari imparare, con qualche esempio positivo, che le carte si buttano nei cestini, altrimenti diventeranno adulti menefreghisti e maleducati come quelli che si possono incontrare a Parco Fornaci, dove c'è chi, dopo aver mangiato, se n'è andato lasciando tutto sporco. Il nostro telespettatore ci invia anche questo video in cui si vedono degli immigrati che, beati loro, hanno molto tempo libero e lo passano concentrandosi in un angolo del parco, sulle panchine e addirittura sull'erba, stesi su un asciugamano, come in spiaggia. Eppure a Vicenza il mare non c'è. In cambio c'è un'ordinanza del sindaco che vieta i bivacchi. Il nostro telespettatore si chiede perché nel parco sotto casa sua non volino le multe come a Campomarzo, ma su questo lo vogliamo rassicurare. A Vicenza la polizia locale stacca una media di 10 infrazioni al giorno per bivacchi, accattonaggio, prostituzione e consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici. Eppure, nonostante tutto l'impegno dei vigili, su 3.676 sanzioni nel 2017, quelle pagate sono solo 70. Un bilancio sconfortante per le forze dell'ordine e per i cittadini e che rischia di far passare il messaggio che siccome chi provoca degrado è nulla tenente può continuare a far quel che gli pare perché tanto poi non paga. Il nostro telespettatore sappia che ogni giorno in redazione riceviamo tante segnalazioni come la sua. Multe o non multe, il degrado resiste. È vero che il pesce puzza dalla testa e quindi il governo dovrà trovare soluzioni più efficaci, ma anche il prossimo sindaco è avvertito. Bisogna fare qualcosa. A Vicenza i cittadini non ne possono più.